abbiamo iniziato molto giovani. Diciamo che adesso ci occupiamo di turismo dal 1982 e questo, il campeggio Nurapolis, è stato l'inizio, diciamo, del nostro processo. Poi abbiamo avuto altre gestioni, ne abbiamo ancora anche delle altre, però il campeggio Nurapolis è rimasto la parte iniziale, dove ci abbiamo messo l'anima, cioè quello che ci rispecchia di più, diciamo. Questo campeggio l'abbiamo creato con le nostre mani, nel senso che abbiamo iniziato a lavorarci nel 1979, era un bosco, tutto da inventare. L'abbiamo aperto nel 1982. La tipologia del cliente del Nurapolis storicamente è quella più giovane, diciamo che va mediamente dai 25 ai 40 anni, perché quando noi abbiamo aperto il campeggio abbiamo puntato direttamente su quella. Abbiamo fatto delle cose che all'epoca, parlo del 1982, non erano usuali per un campeggio. Il campeggio era per famiglie, alle 11 di sera tutto quanto era silenzioso perché si doveva riposare. Noi 25enni, quando l'abbiamo aperto, avevamo voglia di altro, quindi abbiamo creato anche strutturalmente il campeggio in modo che ci permettesse di fare delle cose che allora erano riservate forse ai villaggi, ai resort, ma non ai campeggi. Quindi questo ha fatto da filtro, soprattutto con il tam tam, cioè con il passaparola, ha fatto da filtro e ci è arrivata questa clientela molto giovane. All'inizio era veramente molto giovane. Adesso, diciamo, si è un po' alzata l'età, ma non perché è cambiato il tipo di gestione, ma perché i clienti che sono venuti all'inizio adesso hanno dei figli e vogliono fargli provare le stesse cose che loro hanno provato da ragazzi. Quindi abbiamo, diciamo, una seconda generazione, forse in qualche caso anche una terza generazione di clienti che ci avevano scelto per la tipologia di gestione. Allora, noi abbiamo sempre fatto, per quanto riguarda i bambini, un punto di forza, nel senso che noi sappiamo, dopo un po' di esperienza fatta negli anni, sappiamo che i bambini hanno una grossa importanza nella scelta delle vacanze. Spesso deviano completamente le scelte dei genitori, perché hanno fatto amicizia con qualcuno che vogliono rivedere, perché si sono trovati bene, perché quindi noi sui bambini cerchiamo di dare molta attenzione. Evitiamo, perché siamo voluti rimanere in un campeggio e non diventare un villaggio standardizzato, evitiamo le solite animazioni con le baby dance eccetera eccetera, facciamo delle cose un po' più, voglio usare un termine un po' così, un po' più da centri sociali, cioè un po' più di qualcosa che ci sia un contatto più umano, dove il bambino non sia un qualcosa da tenere impegnato perché così non rompe le scatole, ma che ci sia anche una crescita, tra virgolette, scusate, magari un po' modesta, culturale, diciamo, anche all'interno della. Quindi noi facciamo molti dei laboratori sono poi creati dai bambini, nel senso che diamo a loro la palla in mano, cioè, cerchiamo di portarli a indicarci delle cose che gli piacerebbe fare e noi gli costruiamo intorno quello che gli dà la possibilità di realizzarlo. Una cosa particolare che facciamo, per esempio, al posto della baby dance noi abbiamo la fiaba. Noi alle 9, 9 e mezza abbiamo l'appuntamento qua sul palco che è dietro di me e praticamente tutti i bambini si siedono in cerchio, uno dei nostri animatori legge una fiaba oppure assieme ai bambini addirittura costruisce una fiaba. Questo qua della fiaba è una cosa che sembra una sciocchezza, però i bambini, cioè, appena sentono l'annuncio che sta per iniziare la fiaba, arrivano tipo dietro il flauto magico, cioè vengono giù a frotte come se fossero i topolini del flauto magico. È una cosa che vedo che le famiglie apprezzano molto, è una cosa che insomma gli rende, tra virgolette, più familiare la cosa, cioè lettura della fiaba prima di andare a dormire, questa cosa qui insomma è una piccolezza, però ho visto che c'ha il suo peso nelle scelte anche dei genitori in questo caso, perché si rendono conto che non stiamo riempendo degli spazi, stiamo facendo delle cose che ai bambini piace fare. La filosofia del Nurapolis è molto puntata sul green, sul rinnovabile, sull'attenzione al verde. Alcune cose lo fanno notare. Intanto già noi nell'83-84, che era ancora una cosa pionieristica, avevamo montato già gli impianti di solare termico, cioè scaldavamo l'acqua, era stato un po' cioè, non ha dato ottimi risultati perché allora la tecnologia era quella che era, quindi i costi erano superiori a quello, però ci abbiamo creduto e l'abbiamo fatto. Poi adesso abbiamo rinnovato con degli impianti nuovi e continuiamo su quella linea. Però anche la struttura geografica del campeggio, per chi lo visita, si rende conto che noi abbiamo lasciato il bosco come bosco.
non abbiamo tirato giù una duna, non abbiamo buttato giù un albero che non fosse strettamente necessario, perdendo anche degli spazi, diciamo, perché adesso una buona parte della clientela, soprattutto in bassa stagione, si muove con i camper, abbiamo qualche difficoltà in rischiamo appunto di perdere dei posti per per i camper, però preferiamo che la gente si senta in vacanza dentro un bosco, non dentro un parco attrezzato dove tutto quanto è ordinato, schematico, e questo è un altro filtro, ci sceglie la clientela. Noi non ci preoccupiamo più di tanto quando qualcuno dice no, ma non trovo posto, mi sembra un po' così, perché probabilmente già mentalmente non è il cliente del Nurapolis, invece quello che quando arriva ti dice ah, finalmente un bosco, quello è il cliente che cerchiamo, quello che vuol vivere l'esperienza della natura con qualche comodità, la doccia calda, le cose, però con l'effetto bosco, diciamo, l'effetto selvaggio. Anche sulle scelte, appunto, come in questo caso davanti a me vedete che si vedono appunto dei recuperi di materiale che potrebbe essere appunto anche dannoso da riciclare, che insomma li allunghiamo alla vita e quindi evitiamo che si creino altri rifiuti. Una cosa che io ricordo spesso e volentieri è la parte iniziale, l'82. Quello è stato, per me è stato, come si dice, il battesimo, anche con tutte le paure, logicamente le tensioni e che ci possono essere all'inizio di un'avventura, perché noi ragazzi 25 anni che aprivamo un campeggio di 12 ettari, insomma non era un giocattolino, era qualcosa che dovevi far funzionare e dovevi rientrarci. Allora quando noi abbiamo iniziato, come dicevo, abbiamo puntato molto sui giovani, cioè quello che noi quando eravamo campeggiatori non trovavamo nei campeggi che erano in quel momento, abbiamo cercato di farlo qui, adesso ce l'abbiamo noi in mano, lo facciamo come noi avremmo voluto fossero quando noi facevamo i campeggiatori. Il che vuol dire che appunto alcune attenzioni che gli altri campeggi davano a noi non gli davano importanza. Anche il fare musica fino a tardi, abbiamo scelto comunque di posizionare la parte animazione molto esterna al campeggio stesso, però per un certo tipo di clientela era uno shock, perché non si usava nei campeggi, allora si usava nei resort, nei villaggi questa cosa. Abbiamo visto il primo periodo gente che andava via, gente che arrivava, no, non è possibile, questo campeggio non è un campeggio, chissà che cos'è, il che ci ha spaventato abbastanza, no? Poi dopo un mese che abbiamo aperto, abbiamo cominciato a vedere fiumi, adesso esagero, però un bel numero di giovani che venivano da tutto il resto della Sardegna, perché si era sviluppato questo tantam, quindi clienti giovani che cercavano quello, che sono stati qua, frequentando gli altri campeggi, incontrando altri giovani, hanno raccontato di questo campeggio un po' diverso allora, in quei tempi, perché ormai insomma bene o male altri campeggi fanno anche queste scelte, però si è sparsa la voce e praticamente è arrivato questo mare di persone giovani, quelle che noi cercavamo, quindi il filtro ha funzionato anche con la nostra inesperienza e siamo diventati il campeggio dei giovani per eccellenza, specialmente in quegli anni, in quei periodi. È stato un grande sollievo perché avevamo scommesso su una cosa che non si sapeva. Allora nell'82 insomma non c'erano i social network, non c'era WhatsApp, quindi era proprio un passaparola, cioè vis-à-vis, cioè uno di fronte all'altro. E meno male che ha funzionato, perché altrimenti sarebbe stato veramente una di quelle epocali. Il numero delle presenze degli arrivi cambia da stagione a stagione, che dipende, come sappiamo bene, non solo dal tipo di gestione che fai, ma da movimenti internazionali, appunto, quindi però diciamo che negli anni d'oro, fine anni 90 fino ai primi del 2000, così erano intorno ai 45-50.000 presenze, insomma, che non era poco. Adesso si è un po' ridimensionato negli anni della crisi, eravamo scesi, adesso dall'anno scorso stiamo cominciando a risalire, ma ci attestiamo intorno ai 30-35.000 presenze annuali, quindi tieni conto un'altra cosa, che siamo uno dei pochi, in qualche caso siamo stati anche l'unico campeggio che è aperto tutto l'anno, cioè da noi possono arrivare anche a gennaio, a febbraio, che trovano comunque aperto il campeggio, non le strutture di ristorazione, però il campeggio come doccia calda, come Laccio Luce, e siamo forse 2 in tutta la Sardegna in questo momento che teniamo aperta tutto l'anno. Penso che il punto di forza del Nurapolis sia un po' la cooperazione, il fatto che siamo una cooperativa. Quindi in ogni spazio del Nurapolis dove il cliente
cerca un contatto trova, tra virgolette, il proprietario, perché ogni reparto c'è dentro un socio. Il socio cioè non è un socio nominativo, è un socio reale, cioè un socio vero, siamo in 9, qualche volta in 12, dipende dai periodi così, però sono 9 padroncini, tra virgolette, che li trovi al bar, li trovi al market, li trovi addirittura anche nella pulizia dei servizi piuttosto che nella raccolta delle immondezze, quindi c'è sempre un responsabile, non c'è un dipendente che deve sentire il capo cosa dice, eccetera, eccetera, è uno che può in qualche modo rispondere e anche agire in modo un po' più responsabile, quindi penso che questo della cooperazione sia un grosso punto in favore. E poi l'altro penso che sia appunto anche la nostra sensibilità su certi argomenti, come dicevo prima, anche sulla natura, sul rapporto interpersonale, il rapporto con i bambini, cioè, penso che sia un insieme di cose che facciano un punto di forza. Venite al Nurapolis nelle famiglie perché secondo me riuscirete qui a far vivere ai vostri figli delle situazioni che forse voi avete vissuto da giovani, ma che adesso non trovi più dappertutto. Se li porti in un villaggio c'è la standardizzazione, noi siamo fuori dagli standard, noi abbiamo il gruppo di animazione nostro che è interno, non lo prendiamo già prefabbricato che fa le stesse cose dappertutto, cioè noi lo facciamo su misura per il cliente che noi vogliamo coccolare. Quindi secondo me le famiglie quando portano qui i bambini troveranno qualcosa che negli altri villaggi, negli altri campeggi non potranno trovare.